Per me la lingua corsa è una legge sociale. Quando è che avete imparato a parlare corso? Bon, sono nata qui in Corsica Sutana, in una famiglia corsa che parlava benissimo corso, ma infatti parlava in traedi e in cui città, in conosco, parlava in francese. E poi dopo, ho sempre inteso parlare corso in casa, ma dopo ho conosciuto Pascal Marquette in Parigi, quando ho fatto i miei studi in Parigi, e ci ha imparato a leggere, a scrivere e soprattutto ci ha insegnato che questa lingua era veramente una lingua. Quando la parlate a lingua corsa? Bon, parlo corso in famiglia, ben sicuro, in paesi. Disgraziosamente, mica troppo in Ajaccio. Penso che in Ajaccio la gente non parla mica corso. Ma ho la chance di lavorare in lingua corsa. Ho fatto parecchi documentari per le emissioni di enti e poi ho fatto un'emissione bislingua, francese, le stesse emissioni, lo stesso montato in lingua corsa che si chiama Galleria. E ho fatto di lavorare in lingua corsa mi permette di fare progressi. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Per me la lingua è una maniera di trasmettere una cultura, una maniera di campare qui, un sentimo, un spirito di Corsica. E penso che il fatto che la lingua diventasse, può darsi, ufficiale, sarà una maniera magnifica di fare una legge sociale, una spartera tra qui di giunti che sbarcano qui e così entrando in una nostra cultura, sta gente qui diventeranno i corsi. Come dite la bene di lingua corsa? Beh, io posto che ho conosciuto un tempo terribile di quando la lingua non era mica riconosciuta, per me la bene sarà piuttosto bene, posto che ho l'impressione che per quasi tutta la gente tutto il mondo pensa che è legittimo di parlare questa lingua qui in Corsica. E 30 anni fa non era mica il caso.